Piscine, 16 su 17 sono chiuse, impossibile fare nuoto. Oltre all'acqua ad Agrigento mancano pure le piscine. È una situazione a dir poco critica quella che vive il settore degli impianti sportivi per il nuoto nella provincia di Agrigento. Su 17 strutture, come detto infatti, ben 16 sono chiuse. Ultima a chiudere le porte in ordine di tempo è l'impianto di Favara, piscina usata dalla Polisportiva Nuoto Agrigento per gli allenamenti della squadra che nel 2001 ha raggiunto grandi successi a livello nazionale. A rimanere aperte la piscina di Canicattì. A rimanere aperte quella privata di Canicattì, piccola rispetto alle altre della provincia dove già si allena la squadra della città. Della catastrofica situazione tra i più delusi è Carlo De Sì, presidente della società agrigentina che quest'anno non comincerà la stagione dopo ben 13 anni. Ad Agrigento, commenta De Sì, hanno ucciso il nuoto. La piscina di Villa Seta, dopo essere stata chiusa, ha subito degli attacchi vandalici e dei cedimenti strutturali che hanno peggiorato, continua De Sì, di non poco la situazione. Per quanto riguarda la struttura di Favara, invece, l'amministrazione comunale non ha la capacità economica per riaprirla. La piscina di Villa Seta è ostaggio di un certificato. È passato più di un anno da quando il comune ha chiuso la struttura e diversi mesi da quando viene disposto l'affidamento a privati, ma ancora oggi le porte sono sigillate. Questo perché il settore impianti sportivi attende il certificato antincendio prima di poter consegnare il bene al privato che lo dovrà gestire.